Prima è arrivata la neve, a trasformare l'altopiano in una meraviglia con la sua coltre bianca. Poi è arrivata la zona gialla, con il suo carico di rischi e preoccupazioni. Ma la montagna vicentina vuole tornare alla normalità prima possibile, tanto per la vita quotidiana dei suoi abitanti, quanto per il settore turistico. Ecco, sinceramente speravamo che il 2021 fosse risolutivo per la pandemia. Così non è stato, ma se continueremo a rispettare puntualmente le regole e usare le giuste attenzioni, potremo lo stesso trascorrere queste feste natalizie in serenità, trovando belle e gradite soddisfazioni tra la neve fresca, caduta abbondante e l'aria buona e notoriamente salutare di Enego. Attenzione quindi e rispetto per le regole. Ma il primo cittadino ricorda a tutti l'importanza dello stare assieme, della gioia e della leggerezza in questi periodi di festa. Gustiamoci quindi questi giorni di festa con la giusta leggerezza, impariamo dai nostri bambini perché è bene tornare bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale.